Occhini belli, buonasera! Allora, apprezziamo l'uomo che è stata cosa mia. Oggi parliamo della parola nacchnella. Allora, nacchnella. Dunque, ragazzi, questa volta ci dobbiamo dimenticare come origine della parola sia il greco che il latino. Non ci azzeccano niente. Nacchnella, e qua scatta la diapositiva tecnologica, nacchnella, deriva dal francese naconei. In francese naconei è tradotto con non ha che un occhio, letteralmente. Dunque parliamo del perché francese e perché non ha che un occhio. Siamo alla fine del 1800, inizi del 1900 a Napoli, quando pullulavano quei locali che si chiamavano caffè concerto, in francese detti caffè chantant, da cui è nata la parola chanteuse, che non è altro che il francese chanteuse, che significa cantante. Quindi siamo in quell'epoca. Un nacchnel si dice così e si dice proprio non ha che un occhio perché è un tipico personaggio falso, finto, costruito, che ama stare sempre al centro dell'attenzione, che ama vestirsi in maniera esageratamente elegante e che vuole stare sempre comunque in mezzo agli inciuci, in mezzo alle chiacchiere, vuole comunque sempre stare al centro dell'attenzione, come dicevo prima, vo fa la prima donna, insomma, un nacchnel, no? Però è tutto finto e costruito e usa questo monocolo, che viene anche detta caramella, per osservare le cose che secondo lui non riuscirebbe ad osservare diversamente, ma lo fa solamente per vezzo, è molto vezzoso. Tant'è vero, a proposito del vezzo, che qualcuno sostiene che nacchnel derivi da nacche, che in italiana significa anche. Quindi che cosa significa questo fatto delle anche? Pare che un nacchnel avesse anche degli atteggiamenti leggermente velatamente effeminati a causa del suo movimento di anche un pochettino equivoco, così come naturalmente invece fanno le donne. Quindi spero di avervi fatto capire che cos'è questo personaggio del nacchnella. Ora, per capire in maniera più pratica, a parte tutto si chiacchiere un nacchnel, voi dovete pensare al personaggio, il barone Zazà, che faceva il grande principe della risata. Ve la ricordate quella scena dove lui insieme a Carlo Croccolo stava a tavola e ordinava la cena, ma effettivamente non teneva la lira, non pagava nemmeno Carlo Croccolo, né tantomeno poteva pagarlo e avrebbe mai potuto pagarlo, e diceva: Battista, allora a pesce come siamo? E chi gli rispondeva e diceva: a pesce non è stagione. Beh, certo, hai ragione, ci stanno i temporali, vabbè, va, il pesce me lo sostituisci con il pollo, ecco. Più o meno un nacchnel io personalmente lo associo al Gagà, che è un personaggio tipico della commedia napoletana, come per esempio questo personaggio che fece il grande Totò, oppure un altro personaggio che ha fatto Enrico Montesano, che si chiamava il barone Dudù. Mo, la voce di Gagà è abbastanza difficile, perché è una cosa che va a metà strada tra la voce di Renzo Arbore e la voce di quel grande giornalista sportivo che era Sandro Ciotti, ve lo ricordate? Buonanima, quello che aveva le camicie che costruivano direttamente alla Lenia, ecco, senza offesa, per carità, mi ha fatto una battutina giusto per sdrammatizzare. Quindi la voce di Gagà più o meno è questo, c'ha la R moscia di Renzo Arbore, mentre invece c'ha questo tono di voce basso, grave, che può ricordare la voce di Sandro Ciotti, e c'ha questo atteggiamento effeminato, questo atteggiamento un poco particolare, che vuole fare sempre la prima donna, vuole stare sempre al centro dell'attenzione, fare dei complimenti che non c'entrano niente, capite? Bravo, sei fantastico, sei bellissimo, tesoro, tu sei la luce dei miei occhi, ecco, più o meno, questo è il personaggio del Gagà, questo è un nacchnel. Mo la domanda finale è: oggigiorno voi lo conoscete qualcuno che è nacchnel? Io penso di sì. Allora, se lo conoscete, taggatelo e fottite a venna, che me ne importa. Statevi bene.